ritrovati a tutti voi in una nuova puntata di Sguardi sul Veneto. Siamo ancora una volta al castello di Monselice in compagnia della nostra guida Cristiano Cognolato, con la quale stiamo cominciando a conoscere le meraviglie di questo complesso architettonico che risale al secolo 1000 e che poi ha avuto naturalmente altri interventi e il cui ultimo proprietario è stato appunto il conte Vittorio Cini, e abbiamo avuto modo di apprezzare e di conoscere le sue collezioni di armi e di mobili assolutamente incredibili. Oggi, Cristiano, ci troviamo qui nel chiostro del castello, che è veramente un gioiello. Sì, diciamo che è uno degli ambienti esterni più interessanti in assoluto. È un ambiente che ricorda per alcuni versi architettonici un classico campiello alla veneziana, che riconosciamo da alcune caratteristiche principali. Intanto la presenza alle nostre spalle della vera da pozzo, e sotto ricordo c'è ancora la cisterna per la raccolta dell'acqua, acqua piovana che veniva raccolta tramite i gatoli, questi cupolini che vediamo sulla pavimentazione trachitica. Qui già intervengo con un altro aspetto interessante legato appunto alla pavimentazione. Parlavo di trachite, questa è la famosa trachite euganea, la masegna, che in questo caso specifico naturalmente arriva dal colle che ci ospita, la rocca di Monselice, e guarda caso è una in assoluto delle più pregiate della serie delle trachiti euganee. Qui c'è una cava. C'è una cava che è stata attiva fino a circa 50 anni fa, ma già in epoca storica c'erano altre cave qui sul colle stesso e utilizzate per produrre materiale di eccellente qualità. E faccio un collegamento che è sicuramente il più noto. Ricordo che parte della piazza di San Marco a Venezia è stata realizzata con la trachite monselicense, che è quella che appunto stiamo calpestando ora. Vi ricordo anche che la chiesina che fa da quinta a questo cortile, Santa Lucia, ricordo cappella privata di famiglia di Conte Marcello, è stata disegnata dall'architetto Andrea Tirali, che è colui che ha ridisegnato nei primi anni del 1700 la piazza San Marco di Venezia. Quindi ha ben conosciuto questo materiale che poi lui ha scelto per la rirealizzazione della piazza Marciana. Un'ultima curiosità sul bassorilievo che vediamo lì? Sì, questo è un sarcofago che rappresenta una scena frontale interessantissima, la dormizione della Vergine, ed è un riporto in questo ambiente sempre effettuato dal conte Vittorio Cini, che lo ha acquistato molto probabilmente da una collezione privata e della famiglia Donà delle Rose. Ricordo che ce n'è uno molto simile, ospitato nel chiostro della Basilica di Fari di Venezia, che tra l'altro ospita le spoglie del Dandolo Doge, quindi anche un collegamento sicuramente interessante per noi altri. Da notare anche le formelle alle nostre spalle. Sì, le formelle alle nostre spalle che hanno una sorta di duplice funzione, sia quella di arredo architettonico scenico, visto anche il loro interesse, e faccio notare anche tra le altre cose il loro tema. Rappresentano un'orchestra quasi completa di putti musicanti, che dà là la comprensione anche attuale dell'utilizzo del cortile utilizzato ancora oggi per motivi musicali e teatrali. Tra l'altro vi assicuro che dal punto di vista musicale, sonoro e anche scenografico il cortile è assolutamente affascinante e interessante. Voglio solo farvi pensare a un ambiente notturno illuminato naturalmente, che tipo di resa può avere anche sull'ospite che viene a godere di concerti e teatro qui nel nostro cortile stesso. E qui siamo nello splendido salone di rappresentanza all'interno di Palazzo Marcello. Sì, e siamo in quelli chiamati anche appartamenti Marcello, anche se l'architettura è quella legata alla Torre di Ezzelino. Siamo sopra, ricordo adesso, le stanze da letto. Il salone di rappresentanza è forse la parte culminante dal punto di vista dell'aspetto scenico, come interno naturalmente. E vediamo riproposti i colori bianco e rosso alle pareti, un chiaro richiamo al 300 del castello, non più quindi al 400, e sono i colori di blasone della famiglia di Carraresi di Padova. Il loro stemma, ricordo, era il carro rosso sullo sfondo bianco. E le pareti in questo caso, fra l'altro, ospitano 4 stupendi arazzi fiamminghi di produzione brussellese, realizzati agli inizi del 1600, arazzi che raccontano scene di vita con Alessandro Magno protagonista, anche se la loro notorietà è legata anche appunto alla manifattura, che ha come principale protagonista Cornelius Mattens, il caposcuola di questa bottega d'artigiani che li ha realizzati per la famiglia Gonzaga, quindi hanno anche provenienza nota e sicuramente importante.
La collezione interna poi non è solo naturalmente conclusa e completata dai Razzi, ma anche da una serie di mobili sicuramente notevoli, a partire per esempio dal tavolo esposto qui alla mia sinistra, un tavolo di fattura toscana, un tavolo realizzato a cavallo fra 1500 e 1600, che è considerato sicuramente uno dei capolavori per quanto riguarda l'aspetto del mobile naturalmente, tavolo che tra l'altro è stato prodotto e realizzato per la famiglia Guicciardini, quindi aggiungiamo un altro nome di sicuro interesse storico. Un riferimento però voglio darlo anche al vissuto veneziano di questo castello e riguarda lo stemma che sta qui alle mie spalle fra i due portali ed è uno dei pochi stemmi originali di questo castello, è lo stemma appunto della famiglia stessa veneziana che ha lasciato per ultima le sue tracce di vissuto in questo edificio in epoca naturalmente storica. Accanto al salone di rappresentanza abbiamo due ambienti, diciamo così, utilizzati al tempo per le attività ricreative, di studio, gioco, musica, lettura e quant'altro, ambienti caratterizzati però in entrambi i casi dalla presenza di due camini. In particolare io voglio, per motivi che adesso andremo a comprendere, darvi due note che riguardano il camino esposto nella prima stanza, questa alla mia destra, il camino carrarese, il famoso camino a becco di flauto. È sicuramente dal punto di vista architettonico, anche per motivi di originalità di costruzione di questo castello, il capolavoro al quale siamo più affezionati indubbiamente. È uno dei massimi capolavori dal punto di vista estetico e architettonico che riguardano naturalmente la realizzazione di camini non solo in Italia ma addirittura in tutta Europa. È un cammino realizzato dalle manifatture carraresi, siamo ricordo ancora nel 1300, quindi per motivi legati all'epoca in cui ci troviamo e anche a un puro aspetto estetico è sicuramente uno dei riferimenti che noi intendiamo in ogni visita guidata far vedere e far apprezzare. Lasciato il salone di rappresentanza, siamo ora sulla soglia di un altro luogo, forse il più antico di questo castello, le cucine. Sì, hai detto bene, è sicuramente il più antico del castello, è la casa romanica questa, il ricordo realizzazione dell'anno 1000, è il primo cubo abitativo e difensivo del castello intero. Oggi ospita appunto le cucine in ricordo comunque del suo originale utilizzo, quindi il conte Vittorio Cini non ha interpretato a suo gusto l'idea, un ambiente che forse c'era, ma è andato sicuramente a recuperare un utilizzo che questo ambiente ha sempre avuto già dall'anno 1000. E probabilmente le cucine per questioni di clima, di luce e quant'altro rappresentano un altro ambiente affascinante del castello, che come arredo spazia su elementi molto più semplici, però più datati, quindi più interessanti dal punto di vista storico forse da questo punto di vista. E ricordo che l'elemento caratterizzante della cucina è per l'ennesima volta un camino, che per certo non va paragonato per motivi estetici al camino carrarese prima visto e prima nominato, ma è un camino pratico, la cucina grande dove ospitare la cottura di bestie intere anche con il grande spiedo centrale. Quindi una cucina che in tutto e per tutto risulta essere uno degli ambienti che più ci fa tornare indietro nel tempo. Quindi per questo sicuramente è uno dei nostri gioielli dal punto di vista della visita guidata. Assolutamente. E il fascino di questo castello ovviamente deriva anche da un episodio particolare, sì. Come ogni buon castello che si rispetti, insomma, non manca la presenza di un fantasma che ogni tanto si fa sentire. Sì, guarda caso siamo proprio sotto all'ambiente che ha visto protagonista gli ultimi anni di vita di Jacopino la Carrara, che è morto, ricordo, qui a Castello nel 1372, accompagnato negli ultimi anni di vita dalla sua compagna amante Giuditta, ricordo imprigionato dai suoi parenti che pensavano tramasse alle loro spalle a favore dei veneziani, e si dice che appunto questi due fantasmi ancora si facciano vedere naturalmente in condizioni particolari e soprattutto agli innamorati, visto che è una storia d'amore finita tragicamente, che però ha segnato diciamo, gli ultimi anni di vita di questi due innamorati fino al periodo anche di disgrazia e fino appunto alla morte. Io ringrazio moltissimo veramente Cristiano Cognolato per questa visita meravigliosa in 2 puntate al Castello di Monselice. Vorrei invitare veramente chiunque non abbia mai visto o sentito parlare di questo luogo di visitarlo. È possibile? Quando consigliamo di
di venire a vederlo? Diciamo che il castello è aperto da marzo a fine novembre, poi se il tempo lo permette riusciamo anche a prolungare le visite anche a qualche giorno di dicembre. E le visite sono guidate, ricordo, alla mattina partono durante il periodo primaverile estivo alle 9, alle 10 e alle 11, al pomeriggio alle 3, alle 4, alle 5. E nel periodo invernale il pomeriggio anticipiamo di un'ora, quindi alle 2, alle 3, alle 4. Ricordo anche che però per chi volesse visitare il castello anche in periodo di chiusura è possibile farlo con prenotazione anticipata. Noi siamo sempre disponibili e cerchiamo di accontentare in tutto e per tutto i nostri visitatori. Grazie mille, grazie davvero per questo grande lavoro che fate, grazie ai nostri telespettatori per averci seguito, un saluto alla prossima puntata.